Buonasera a tutti, lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in una nuova puntata di Holocron Book Club, la prima di questa quarta stagione della nostra serie di dirette in cui andiamo a commentare, ad approfondire un singolo romanzo o fumetto di quelli usciti nel mese precedente. In realtà, come esattamente abbiamo fatto per Archivio Jedi di 2 settimane fa, il mese di settembre ci consente di recuperare anche le uscite di luglio e non solo quelle di agosto, perché tendenzialmente la diretta di agosto non si fa perché siamo in ferie. Oggi a commentare con me dispacci dalla Altre Pubbliche Avventure, dispacci dalla zona di occlusione, che vi presenterò più nel dettaglio tra poco, ci sono due ospiti d'eccezione che invito subito ad unirsi a me, e sono Vincenzo Riccardi e Valerio Favoccia, due dei 4 disegnatori del volume di cui parliamo oggi, quindi un commento al top. Ciao Vincenzo, ciao a tutte. Ciao Vale, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a voi. Sì, penso che sia una prima volta che riusciamo ad ospitare all'interno della diretta di commento l'autore o uno degli autori, in questo caso, del volume di cui parliamo, per cui sono molto contento e poi dopo anche la bella esperienza con voi di questo 4 maggio sono ancora più contento di riavervi qua e di risalutarvi, anche se grazie ancora per l'invito, anche per quella occasione. Allora, giusto per inquadrare un attimo, anzi vediamo se c'è qualche da salutare un po' la chat. C'è qualcuno già? C'è Manuel, ciao José Manuel, ciao Claudio, ciao Raghi, buonasera a tutti. Buonasera. Ovviamente penso che lo direi anche tu, però adesso che chiacchiereremo un po' del lavoro eccetera, se avete domande da farci fatecele tranquillamente, che siamo qui apposta per chiacchierare con voi. No, lei è qui apposta per chiacchierare, fatele tutte lei, io non rispondo. Vabbè, anche tu, scusami, cioè, cosa stai facendo qui? Vabbè, tu fai la bella presenza, facciamo così. Io faccio la presenza, noi faccio la presenza, togliamo il bello, faccio la presenza. Allora, inizio un attimo a inquadrare, per chi non lo sapesse, chi non fosse super sul pezzo. Dispaccio dalla zona di occlusione è un volume che raccoglie 4 numeri che non sono one shot, perché sono comunque parte di una miniserie, ma raccontano 4 storie legate da un filo comune, con però un team creativo diverso ad ogni albo, che si inserisce nella fase 3 di Alta Repubblica. La storia di massima, cioè la cornice narrativa, è che per riuscire ad ottenere informazioni dalla zona di occlusione, quindi quella parte di galassia occupata dai Nil e inaccessibile alla Repubblica, Elzar Mann invia dei droidi di comunicazione, esattamente come aveva fatto per riuscire a contattare Avar Kriss, questo già nell'Occhio dell'Oscurità. Invia dei droidi di comunicazione che raggiungono diverse zone dove l'intelligence ha individuato attività Jedi, sperando che questi Jedi riescano a recuperare i droidi e inviare dei messaggi per filtrare, cioè che questi messaggi filtrino attraverso il muro tempeste e arrivino alla Repubblica, eccetera, eccetera. Quindi questa è un po' la cornice narrativa. C'è una domanda iniziale per te, visto che voi siete super sul pezzo, sapete sicuramente tutti i filoni narrativi e quant'altro di Star Wars, eccetera. Com'è leggere delle storie che vanno così indietro con la narrazione rispetto ai film canonici, ma soprattutto che danno magari anche personaggi nuovi a cui non siamo, diciamo, affezionati dall'infanzia, eccetera? Io l'ho trovato interessante da esplorare, però non so come lettori come l'avete presa, insomma. Io l'ho adorato, cioè per me è stata soprattutto la prima fase, la fase 1, quella che è partita nel 2021, secondo me è stata una ventata d'aria fresca, ma anche familiare, ma di storie, personaggi. È stato bellissimo poter conoscere questi personaggi e poterli scoprire.
le storie, l'incastro delle storie secondo me è stato gestito molto molto bene, soprattutto all'inizio. Quello che ho notato è stato un po' di fatica ad andare avanti, non tanto per il non coinvolgimento con i personaggi, ma perché a un certo punto, rispetto a quei personaggi che erano diventati così già iconici dopo i primi volumi, sono stati aggiunti tanti altri personaggi ed è stato un po' faticoso riuscire a dare importanza a tutto, anche da lettore. Ne sono uscite tantissime e è stato anche l'ordine con cui sono uscite le cose è diventato sempre più complicato da seguire. Questo volume qui, per l'appunto, idealmente sarebbe stato da leggere a cavallo di l'uscita di alcuni romanzi e di alcuni fumetti, e questa cosa io fino a un certo punto ho seguito tutte le uscite americane in pari e a un certo punto non ce l'ho più fatta fisicamente, non ce l'ho più fatta, sono andato avanti con i romanzi e poi quando è uscito il volume ho letto il volume e ho detto ok, allora questo si ambientava, colloca qui tra questo e quest'altro, colloca tra questo e questo. È difficile anche collegare in effetti dove si vanno a mettere le varie storie. Sì, e infatti se vedi anche dalla chat ci dicono l'unico problema è stata la mole di libri e fumetti da leggere, perché però per il resto spero facciano qualcosa di simile. Sì, secondo me tenere la continuità della lettura dovresti davvero leggerti tutto e cercare di sì, c'era anche il discorso dei target diversi, per cui c'erano alcuni romanzi che erano prettamente middle grade, per cui dagli 8 ai 12 anni. Sì, non tutto era per tutti. Però allo stesso tempo tutto era per tutti e tutto comunque aveva un certo grado di importanza, e incastrare tutto è stato più si andava avanti più è stato un po' faticoso, complicato, poi soddisfacente, e io alcuni di questi personaggi li adoro, e anche dei personaggi quelli introdotti un pochino non proprio all'inizio, ne parlavo prima con Vin che lui ha avuto, diciamo, la fortuna e l'opportunità di disegnare, anche se solo per una tavola, alcuni dei protagonisti che poi nel resto del volume non compaiono, perché fanno proprio nell'ultimissima pagina il capolino. Spoiler! Sì, infatti, vabbè, ormai non è spoiler, è uscito un anno fa. No, sto scherzando. In America. Fanno capolino appunto Keith Trennis e Skir, e non compaiono nel resto del volume, e sono questi secondo me i 3 personaggi più amati. Poi ci sono invece personaggi che sono arrivati diciamo un po' in un secondo momento, e penso a Crash Ongwa che hai disegnato tu, che invece anche pur essendo arrivati un po' dopo, anche lì si sono ritagliati il loro posto immediatamente. Quindi, poi Crash comunque era già venuta fuori da altre storie, cioè comunque era già stata presentata prima. Però non era stato diciamo uno dei primissimi personaggi, è arrivato dopo il primo annetto, quindi aveva avuto qualcosa ma non i primi. Quindi c'è anche stato questo discorso secondo me di più i personaggi hanno vissuto sulle pagine, più i lettori si sono affezionati, e invece ad esempio un personaggio molto interessante come Ru secondo me purtroppo è arrivato molto tardi sulle pagine e c'è stato io ho adorato disegnare, cioè fatemi disegnare solo lui. Amo. Ma infatti proprio la prima cosa che volevo chiedervi è dei vari personaggi che avete disegnato in questi albi, qual è stato il vostro preferito e perché? La faccio iniziare Vin, che dici in questa storia nello specifico? Sì, in questa qua nello specifico, visto che sono comunque storie molto corali. Il droide che si vede in una vignetta mezzo scasato. No, allora, in questa storia, innanzitutto, aver potuto disegnare Tai per me è stato un onore, quindi direi Tai come personaggio proprio preferito. Cioè, nel senso, quando mi è stata data questa storia e ho visto che personaggi ci sarebbero stati, poi
è un personaggio creato da Cavan e io con Cavan mi trovo a lavorare benissimo. Quindi quando mi ha detto guarda, devo raccontare, io ho detto sì, subito. Però mi sono divertito molto anche a realizzare la... facciamo spoiler, sì, perché tanto... Sì, la sì, no, ragazza... questa è una diretta in cui si può spoilerare perché è fatta apposta per C'è poterne gente che ha parlare. letto, quindi... Sì, sì, sì. Esatto. Infatti, Lila, che è la ragazza, quella che molti hanno detto è Poison Ivy, perché praticamente utilizza... Vero, sì. vero. Beh, poi c'ha pure tipo i utilizza le capelli piante, perché rosa, una cosa comunque... del genere, no? mi è stato detto di cambiarla svariate volte il colore della sua pelle, perché all'inizio, anche un po' in sceneggiatura, mi sembrava che volessero puntare verso una sorta di... perché comunque anche la loro specie, no? Ha questo tono leggermente verdolino, un po' come pelle, quindi mi hanno detto no, abbassa un po' i toni, abbassa sempre un po' troppo Poison Ivy, e alla fine l'ho fatta così. Però anche nelle recensioni ho letto spesso che mi dicevano Poison Ivy, hanno creato Poison Ivy. Però fatto sta che mi sono divertito molto a disegnare anche lei, però sì, Tai è stata diciamo, il personaggio che mi sono sentito più orgoglioso di poter lavorare con cui poter lavorare in questa storia. Tra l'altro tu sbattone perché fai sia disegni che colori, quindi insomma mega Sì, sbatti. beh, diciamo che alla fine io mi diverto a lavorare in questa maniera, quindi per me non è tanto lo sbattone, perché è proprio divertente, Il secondo tuo me. modo di disegnare, sì. Sì, lavorare anche colorandomi, è proprio lo stile che mi sono trovato. Che poi se avete visto il volume e avete visto il lavoro di Vin, appunto, lui è molto dettagliato, ci mette 50.000, diciamo, dettaglini, che quando mi passavano le sue reference, io ero lì che facevo, ma io non l'ho fatto così dettagliato. Il mio problema era appunto e mi con sentivo in Vila, colpa, tipo. dover disegnare tutte quelle foglie, colorare tutte quelle foglie, Mamma fogliolini, mia. fogliolini del cavolo, che dopo un po' dicevo, sì, no, è divertente, però anche meno. Forse Ma la sei tu che prossima ti volta complichi faccio la anche vita, io te meno. lo voglio dire. Sì, Cioè. mi complico la vita da solo. Ma infatti sono Le navi che scemo. mi passavano erano piene, strapiene di dettagli che io facevo, ma dove li ficco? Cioè io non li farò mai così. Potresti fare la metà, Vin, andrebbe bene lo stesso. No, Sì, ma poi io ho allora, fatto un decimo di quello che fa lui, quindi... no, vabbè, ma ognuno fa le cose con Sì, lo ognuno stile ha lo che stile gli... diverso, e per dire che tu c'hai uno stile molto ricco e non solo, lo colori anche, quindi complimentoni, perché è un bel lavoro. Esatto. No, grazie. No, ma sì, più che altro è stare dietro le scadenze, perché poi non è che ti danno tantissimo tempo in più per colorare. Guarda, ti stanno venendo a prendere perché colori troppe cose. Ma infatti qua in certi punti ammetto di aver un po' esagerato, soprattutto appunto con le foglie, le piante, tutte quelle menate là. Ma non lo faccio più, No, chiedo scusa. si impara dai propri errori, no scherzo, comunque è un signor lavoro. No, ma più che altro io ho sempre quel timore lavorando su Star Wars e facendo le cose con questo stile, che dalla Lucas mi vengano a dire che cosa stai facendo? No, però mi sono sembrati abbastanza, cioè, non so con te, però a me mi sono sembrati abbastanza elastici, cioè io me li immaginavo molto più fortunatamente io... bacchettoni. Vale, sei la prima persona che sento dire che sono elastici. Io non ho mai avuto casini quando con sono loro. entrato a far parte di... Cioè, ho iniziato a lavorare sulle storie di Star Wars e mi sono detto, cazzo, scusa, voglio dire parolacce, scusa. Mi sono detto... Siamo in fascia non protetta. Caspiterina, mi sa che col mio stile mi romperanno un sacco le scatole, perché ho parlato con tanti disegnatori che hanno lavorato su storie di Star Wars e che hanno anche magari uno stile classico, molto dettagliato, però che fanno i personaggi proprio come sono nei film, eccetera. E dicevano che la Lucas gli faceva fare un sacco di correzioni, un sacco di modifiche. Ho detto, mio Dio, cioè con questo stile a me mi ammazzano, cioè. Però ci ho provato e fortunatamente in realtà a loro è piaciuto subito, e quindi le uniche correzioni che mi sono arrivate in tutte le storie fatte finora erano giusto: cambia un po' il tono di pelle, magari cambia questo colore qua e là, però niente, cioè la prima storia che ho fatto infatti mi avevano detto, guarda, sei uno dei pochi disegnatori che mi sono arrivate le tavole con le note della Lucas e sono praticamente... Ce n'erano poche, sì. Sì, ce ne sono pochissime, quindi
erano E stupiti mi, anche loro. Io ho detto, e mi sembra che anche la reazione del pubblico sia stata non riesco a estremamente ingannarli. positiva ai tuoi lavori, Vin. Insomma, io ogni volta che vedo che posti qualcosa su Twitter o che qualcuno parla dei tuoi lavori, mi sembra di vedere sempre tutti estremamente entusiasti, per cui No, sono molto viene così. riconoscente del fatto che i miei lavori piacciono e grazie a tutti, insomma. Prego, Valeria. Per quanto riguarda me, allora io era la prima volta che lavoravo su Star Wars perché, vabbè, è un franchise che conosco. Tra l'altro vi ringrazio se c'è qualcuno in chat, ok, che era stato anche allo Star Wars Day. Quest'anno ho fatto il mio primo Star Wars Day come appunto artista e quant'altro, quindi vi ringrazio dell'invito, è stata una bella giornata. Ho conosciuto un sacco di gente super appassionata perché poi ci sono questi fandom in cui le persone sono cresciute letteralmente o magari no, ci sono approcciate da poco, però sono molto molto affezionate all'universo, quindi sono molto esperti o magari sono anche molto in senso buono, come si dice in italiano, demanding, cioè che pretendono un certo Pretenziosi. livello, no? Sì. Ma non, appunto, non in senso cattivo, perché comunque sono abituati a determinate tipologie di storie e quant'altro. Quindi, quando mi hanno chiesto di lavorare su Star Wars, forse la fortuna è stata che erano tutti personaggi nuovi e quindi non quelli canonici dei film, quindi c'era magari anche più elasticità nel, sai, non rompere le scatole sulla esatta somiglianza con gli attori, oppure magari, che ne so, se ci mancava, non so, magari una spada laser rispetto a un'altra, insomma, nessuno mi ha rotto le scatole in quel senso. Alissa, che in italiano non abbiamo un neutro, comunque è una persona non binaria, è la sceneggiatrice di questo lavoro, tra l'altro è una persona fantastica, loro hanno avuto modo di incontrare di persona, io al scorso New York Comic Con c'è stato insomma un incontro tra me e Alissa e ho adorato subito la sua persona, una persona molto carina, molto... è proprio così come si vede, insomma. Sì. E è stato molto bello anche lavorare con questa persona perché anche il modo che ha di raccontare le storie, che era molto abbastanza in linea su come lavoro io, perché io adoro disegnare le storie d'azione, cioè io adoro fare le scene d'azione, scene dinamiche, e disegnare una ciurma di ragazzi giovani, tipo una cosa che io adoro tantissimo, mi sono piaciuti tanto tutti i personaggi, vabbè, l'ho detto prima, il mio preferito è stato Ru da disegnare perché sembra uscito da un manga. Io l'ho fatto proprio 100% mancheggiante, cioè io proprio, il mio è uscito da un manga di 90 tipo, tant'è che una delle critiche che mi hanno fatto all'inizio era il fatto che lui è molto esile, ha tipo la vita molto sottile e ha le braccia, cioè molto secco, insomma. E io invece avevo fatto tipo delle spallacce grosse, eccetera, però poi ho detto, cioè, se andate a vedere le tavole, ho detto, guardate, ha il cappottone tipo anni 80 con le spallacce, e poi la vita è piccola così. Allora poi hanno detto, ah no, hai ragione, ci piace questo accostamento un po' mangheggiante, allora me l'hanno fatto tenere. La cosa divertente è stata dover disegnare la sua spada laser, quindi ho realizzato una spada laser, evviva, l'ho fatta io! Quindi mi ha fatto molto molto felice. Una cosa non tanto piacevole. Vediamo se si riesce. Esatto, quella spada Mi laser ingrandisco un secondo per riuscire a farla vedere. sì, Sì. è proprio quella, insomma, che non è Questa niente qua. di particolare, però è stato bello fare una spada laser, insomma, mi sono segnata tipo, senza andare a Disney World in America, l'ho fatta io a casa. Senza spendere anche $250 per l'experience di costruirla. E la cosa è che prima tipo gli avevo fatto perché lui quando c'è la sua cosa di visionare la forza, tipo c'ha questa specie di nuvolette, eccetera, quindi sopra la spada avevo fatto anche delle nuvolette, ma me l'hanno fatta togliere, l'hanno fatta rimanere più semplice. E la cosa più, diciamo, traumatica è stata che mi hanno sbagliato a dare un reference della maschera. Quindi mi avevano dato la maschera precedente a questa, io avevo fatto tutte le tavole con la maschera precedente, quindi poi mi hanno detto, ah no, ci siamo sbagliati, la maschera è un'altra, quindi ho dovuto rifare tutte le maschere di tutte le tavole con quest'altra maschera, con io che piangevo, tipo, mentre rifacevo tutto. Però, insomma, è Divertente. stato... Sì, vabbè. Però è stata l'unica, diciamo, rottura di scatole, se si può chiamare così. Però, per esempio, pure con Alissa mi sono trovato bene per il fatto che
c'erano delle scene in cui ho allungato o diminuito le vignette chiedendo se andava bene, eccetera, e nessuno mi ha detto niente, quindi insomma è stato veramente un lavoro che ho passato con tranquillità, con gioia, ho dei bei ricordi, insomma, che poi sto facendo anche adesso le copertine di Bad Batch, sempre con la Dark Horse, e anche lì non ho chissà che richieste particolari. Magari se metto un personaggio più grande o più piccolo, mi dicono guarda, farlo vedere di più, farlo vedere di meno, però cioè magari a livello di somiglianza o che non... Per esempio io esagero tanto anche i ragazzi della Bad Batch, perché faccio tipo... ora Breaker lo faccio gigantesco, mentre Tech lo faccio più piccolino, Crosshair lo faccio piccolissimo. Funziona secondo me come... Sì, se vai a vedere la serie animata loro più o meno sono simili di stazza, però a me piace il fatto che nel fumetto alla fine esageri caratterialmente, così loro che sono tutti bardati gli dai un po' più di caratteristiche, insomma. La stessa cosa ho fatto qui perché Ru alla fine c'ha la maschera tutto il tempo e quindi esagerare con la gestualità o magari giocare con la sua lunga coda, eccetera, è stato divertente. Sì, si vede appunto nelle tavole d'azione che anche i movimenti che fa, i colpi di spada sono molto ampi, si vede che io mi diverto. Comunque gran lavoro, complimenti. Questo. Qua ci sono pendenti sì, poi col fatto che loro si menavano un casino mi ha divertito un sacco, quindi ci sta. Che poi posso dire, ma non so per Vin, perché io i miei lavori, io faccio questo lavoro da 10 anni, ma pochissime cose mie sono arrivate in Italia, quindi l'altro giorno ero in fumetteria e ho visto questo volume in fumetteria e tipo mi è scesa una lacrimuccia, ho fatto finalmente esisto anch'io in Italia, quindi grazie Panini che hai portato in Italia questo fumetto. Tra l'altro io c'ho ancora quello americano, quello italiano mi deve ancora arrivare, quindi... quello americano ce l'ho anch'io! Però voi leggetelo in italiano perché adesso in fumetteria, se non l'avete quelli letto, italiani non te li mandano mica, cioè te li devi comprare te. Infatti mi sta arrivando, l'ho preso. Sì, è giusto per la gioia di averlo che ho detto lo voglio. No, però vedere le proprie cose nelle fumetterie fa sempre piacere. Sì. O nelle edicole. Ti giuro, è come quando sei bambino che vai in fumetteria, ho detto ma quello l'ho fatto io, bellissimo. Io di solito le prendo perché poi una volta che sono uscite le mie cose le odio, quindi prendo tutte le copie perché le devo nascondere. Oh no, io certe volte non ti capita che dopo che fai qualcosa passano dei mesi, la riguardi e dici mio Dio, perché ho fatto tutte queste foglie? No. Quello tu sì, dovresti farti un po' Però una cosa che mi ha fatto venire in mente lei, che diceva che aveva dovuto ridisegnare la maschera eccetera, è che io in questa storia la spada laser di Tai l'avevo completamente cannata perché avevo fatto le punte in una maniera totalmente diversa. Perché poi Tai ha una spada molto particolare, anche molto aggressiva, diciamo, come design. Però me ne sono accorto io da solo e l'avevo ridisegnata io in tutte le tavole prima di mandarle in fase definitiva, perché a volte non se ne erano accorti neanche loro. Quindi tu così allora e poi è pure complicata perché avendoci gli oculi alla fine pure quando la muovi in prospettiva è una rottura di scatole da mettere quella, io ho testato la loro volevo vedere se era attenzione, ma fidati che secondo me tipo dopo un mese ti arrivava tipo ascolta ci siamo sbagliati, quindi dovevi rifattare in quel caso mi spiace, mi avete già pagato hai fatto bene che l'hai fatto tu da solo, insomma, per tua cosa. Professionalità. Vin, Vale prima citava insomma il bel rapporto che c'era, come chi si è trovata bene con Alissa. Tu invece con Cavan hai accennato che anche tu ti trovi molto bene. Vi siete mai incontrati voi a qualche fiera? O purtroppo non avete avuto con Cavan di persona no, ci siamo sentiti spesso perché con Cavan ormai ci collaboro spero dal 2020, quindi sono 5 anni tutti, che con lui avevo iniziato a fare una storia breve per la Rebellion, che è un publisher inglese. Avevo fatto una storia breve su Dracula e ci eravamo trovati molto bene a lavorare insieme, quindi siamo sempre rimasti abbastanza in contatto. Si parla ogni tanto di fare un progetto proprio nostro,
però bello. le tempistiche Un creator owned, diciamo. Esatto, poi le tempistiche non si riescono mai a trovare, però quando poi mi aveva proposto di fare Star Wars, giustamente si ricordava di me per i lavori che avevamo già fatto insieme, e quindi ci siamo trovati a lavorare benissimo fin da subito, perché avevamo già un workflow lavorativo avviato. E mi spiace non essere mai riuscito a incontrarlo, perché io in fiera all'estero ho fatto principalmente New York Comic Con, lui di solito va a San Diego, quindi non riusciamo mai a incrociarci. C'è un incontro. Però mi piace un sacco come scrive, mi piace il modo in cui comunque racconta le cose. Si vede che è uno che comunque, avendo anche creato parte della struttura narrativa dell'Alta Repubblica, ne sa pacchi, quindi Sì. è veramente esperto, e tutte le cose che scrive sono sempre molto dettagliate. Ogni tanto ti fa anche i disegnini in cui ti dicevo è la cosa in questa maniera, sono proprio uno scarabocchino, no? Però cioè, comunque è molto bello lavorare con lui, infatti spero di continuare a lavorare con lui, e spero di riuscire a fare questa serie Creator Rondo con lui. Però lui l'impressione che mi dà Cavan è di essere uno staccanovista, cioè lui scrive tantissimo, ma lo vedi fa un sacco di cose, sia per Star Wars che per altro, tra l'altro, non è che sta fermo solo su Star Wars, adesso ha Gwenpool, esatto, però comunque qualcosina di Star Wars, appunto c'è Tales from the Nightlands, non mi ricordo. Sì, Tales from the Nightlands, che è quello che esce questo mese, esatto. sì, il primo numero questo mese. Sì, il primo numero questo mese. E il secondo che esce il mese prossimo. Il mese prossimo, quindi giusto in occasione della spooky season, come dicono gli americani. Ma che poi ho iniziato con la storia di Halloween di Tales from the Death Star. Esatto. Sono partito con Halloween e continuiamo con Halloween. Ma secondo me un po' tutti gli sceneggiatori alla fine, o comunque su Star Wars, mi sembra che ci siano sempre sceneggiatori belli impegnati o comunque affermati, forse proprio per il fatto che devono manovrare determinati personaggi. Tipo Realissa, per esempio, ha lavorato in DC e ha creato un personaggio originale anche lì, che tra l'altro gli somiglia tantissimo. Beh, anche Crash si chiama come lei, si chiama Alice Ongua, che è l'anagramma. Sì. Eppure ha fatto cose per Marvel, eccetera, quindi comunque sono tutti sceneggiatori che sono secondo me abituati anche a un tipo di lavoro, insomma, perché essendo Star Wars, bene o male, hai a che fare con un universo talmente ampio che è difficile anche secondo me metterci le mani sopra e creare delle storie originali, perché è vero che stai 8 anni prima dal canonico, cioè non dal canonico, scusate, perché è canonico pure questo, 8 anni prima da quello che siamo, quello che siamo abituati. Però ti dà anche margine per muoverti e non fare danni, secondo me, cioè ti dà margine per dire che non hai attaccamenti a cose che sono uscite magari in serie TV, in film, quindi puoi un po' più spaziare. Ti dà anche delle libertà in più e secondo me sono anche stati bravi gli autori a prendersi, e secondo me è un lavoro importantissimo che secondo me hanno gestito molto bene, e sicuramente Alissa ne è un ottimo esempio, è come hanno gestito la rappresentazione di minoranze o di personaggi trans. Sì, diciamo che praticamente c'è stata molta attenzione, secondo me è stato gestito tutto molto 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 bene, e da persone che avevano a cuore queste tematiche e le hanno gestite con, secondo me, grande professionalità, ma grande creatività anche.
Sì, e non so proprio che pensi tu. l'industria che ultimamente si è aperta, parlo da persona trans perché anch'io sono una persona non binaria, però praticamente vedere che comunque negli ultimi tempi, perché alla fine in realtà da dopo la pandemia in poi un po' si è iniziato a muovere questo calderone, anche un po' venendo dai vari Me Too, eccetera, che erano arrivati dall'America. Un po' diciamo che infatti c'è gente che sai che sta col forcone a dire Sì, la cosa gender oppure i woke di turno, eccetera. sì. Però secondo me non è male il starci a pensare nel creare, diciamo, come hai detto tu, della diversità, eccetera. Siamo nello spazio, siamo in un mondo in cui Sì. c'è qualsiasi tipo di alieno e quant'altro. Cioè, ce l'hanno fatta, per esempio, quelli di Mass Effect, che comunque è un videogioco di 100.000 anni fa. Lo dico piangendo perché tipo l'ho vissuto, è uscito, perché non ce la deve fare con questa Star Wars che comunque ha a che fare con qualsiasi tipo di razza, di qualsiasi tipo di alieno e cavoli vari, quindi perché non... Cioè lì dovrebbe essere secondo me una cosa ancora più naturale il fatto che ci siano persone di altri generi o appunto persone trans o quello che è, dovrebbe essere... Assolutamente. Infatti il fatto che non ci... cioè secondo me il fatto di divulgare comunque minoranze che siano a livello di etnia o che sia a livello di genere, secondo me la cosa migliore da fare è quando non calchi la mano sul farlo, cioè presente ogni 3 secondi, deve essere qualcosa che è inserito e reso normale, come c'è una persona di una certa maniera, un'altra persona che magari fa parte della minoranza, secondo me deve essere inserita in un modo completamente normale. Io di mio ci presto tanta attenzione perché mi piace pure, cioè io vivo a Milano ed è una città che è piena di comunque contaminazioni di varie etnie, di persone di tutti i generi e di tutte le etnie, quindi culture e quant'altro. Quindi è una cosa veramente... vai alla fermata della metro, c'è gente di tutti i tipi, insomma. E riversarlo anche un po' nel lavoro non mi dispiace perché mi rendo conto che rispetto a quando eravamo bambini noi, che magari io vengo da un paesetto di merda dove c'erano magari tutti i paesani come me, comunque un ragazzetto che lo legge adesso, magari c'è un ragazzetto nero oppure c'è un ragazzetto asiatico o quant'altro, perlomeno si vede anche lui, lei, loro rappresentato nel fumetto, insomma. Quindi, oppure il fatto che ci sono tanti personaggi femminili più o meno preponderanti, secondo me è importante perché cioè, all'epoca nostra cioè, c'era Leila che comunque ha tanta roba, però basta, cioè non c'era tipo più niente. Quindi, io tipo all'epoca mi piaceva la Secura, figurati che tipo era 3 secondi e mezzo, io tipo fuori di me perché ho visto una Jedi che faceva queste robe, quindi... Tant'è che... E comunque poi inevitabilmente, in quanto donna Jedi, inevitabilmente sessualizzata in una marea di prodotti. Sì, infatti, perché parliamo di Slave Leia, insomma, e quindi appunto quando mi hanno detto Cosa che potevo pretendete, fare insomma? Già tanto se ve l'hanno messo. No, quando potevo, vabbè, all'epoca ci sta, quando potevo fare il cavolo che mi pareva nelle tavole, non so se si vede, ma io tipo ho detto mettiamocene uno maschio, tipo rosso, perché mi divertiva a farlo. E tra l'altro avevo visto che c'era, non mi ricordo se se era una serie o se era un fumetto, ma c'era un Twi'lek con le orecchie di fuori e quindi era un Sì, Twi'lek trans e questa roba mi ha fatto morire. è in The Book of Boba Fett, in cui ci vede, c'è un Twi'lek dal corpo maschile, muscoloso, anche con l'addominale, proprio pompato, però ha le orecchie Quelle da... fatte, perché so che quelle a conetto. solo le Twi'lek hanno le orecchie di quella maniera, i Esatto, maschi ce l'hanno coperte, quindi ho detto, vedi esatto. che ci stanno pensando a fare questo. E lì pure non te l'hanno specificato, te l'hanno messo e basta, quindi deve essere una roba fatta così, cioè non devi fare propaganda sul fatto che c'è una roba del genere, Poi devi solo esatto, chi inserire. fa attento al dettaglio lo nota, poi un sacco di altra Esatto. gente non lo Lo nota vedi, è neanche. lì. E comunque non Come ti un è cambiato personaggio la così. vita, voglio dire, quindi non è che ti fa la differenza, quindi... Quindi niente, sono felice che Sì, appunto pure nella copertina stessa, se andiamo a vedere, comunque ci sono un sacco di ragazze, se vedi. Quindi, sì. quando e mai era successo, tipo nelle robe di Star Wars? Ma infatti, quando siamo andati, parlo al plurale per indicare anche gli altri membri della redazione che stasera non ci sono Io li in saluto lo diretta, ma stesso. E salutiamo. esatto, salutiamoli. E quando siamo andati a Londra alla Star Wars Celebration nel 2023,
Sì. C'è stato lì diciamo, c'è stato un meetup, un raduno di fan di Alta Repubblica, organizzato dagli stessi autori, in realtà dallo stesso Michael Siglain, cioè era una cosa comunque ufficiale. Non mi ricordo se fosse a programma, ma comunque, insomma, c'erano tutti gli autori, c'era Lissa anche, c'erano anche gli autori che dovevano iniziare, ancora non avevano scritto niente, cioè non era stato pubblicato o annunciato niente di loro, ma li hanno annunciati lì sul momento. Alissa, ad esempio, è stata annunciata lì a Londra. E c'era Michael Siglain, c'erano i vari membri del Lucasfilm Story Group, e io che ho seguito quella celebration ho fatto tutti i giorni, e quella giornata lì è stata per me una giornata molto molto travolgente. Prima il panel di Alta Repubblica, in cui la sala era piena, ed era una sala da 5.000 persone, piena, zeppa, per sentire i titoli dei nuovi libri e dei nuovi fumetti, e vedere le prime copertine. Quindi era proprio... E gli stessi autori dicevano un conto è la presentazione che fai di un libro, che in una libreria magari vengono 100 persone e sei contento, ma fare il panel con 5.000 persone che poi si sono riversate a fare questo meetup, questo incontro, diciamo, all'esterno del convention center, è stato molto emozionante. E la cosa che si notava chiaramente rispetto al resto della fiera in particolare era che il gruppo di fan di Alta Repubblica era pieno di ragazze giovani, ragazzi e ragazze giovani, ma la proporzione era molto diversa rispetto al resto, e secondo me era più o meno un 50-50, era molto equilibrato come gruppo di fan, e questa cosa non si poteva non notarla. Cioè, ma perché secondo me rispetto a già qualche decennio fa, non parlo di appunto 20-30 anni fa, ma già qualche decennio fa, anche cioè, per dire, molto spesso io parlo pure del discorso dei videogiochi. Prima una persona che non era un ragazzo cis che giocasse ai videogiochi era, oh mio Dio, sei un alieno, perché giochi ai videogiochi così? Ormai le persone che si interessano all'entertainment, quindi che sia un fandom famoso, che sia un videogioco, che sia una serie TV, eccetera, ormai è super mischiato, tra virgolette. È una cosa che mi fa piacere, cioè che sia più seguito da tutti quanti. E bello che magari queste serie nuove, essendo degli starting point, alla fine sono delle cose che comunque iniziano da zero, magari portano dei fan nuovi che si sentono meno scoraggiati, perché dicono non devo andarmi a recuperare, ecco, tutte le novel, tutte le serie TV, tutte le cose, perché se no muoio. Posso iniziare a leggere questa serie senza magari saperne anche niente, per dire, e quindi magari porta anche dei giovani lettori e lettrici che non hanno mai avvicinato, insomma, all'universo di Star Wars, perché poi io l'ho detto anche allo Star Wars Day. Dimmi. Salvo anche loro poi diventare 1000 storie che devi Sì, sicuramente. Poi dopo diventa, una volta che ci entri la trama del bianconiglio, e alla fine poi leggi la qualsiasi e vedi la qualsiasi. Io ancora devo recuperare un sacco di serie TV di Star Wars. Sto finendo la seconda di Andor ancora, faccio schifo, però... Io la sto iniziando adesso, perché la volevo tenere per quando ero un po' più libero. Io pure, perché la devo vedere, non devo stare a fare altro, perché io vedo tanto mentre lavoro, e invece quelle di Star Wars le vedo, e quindi devo avere tempo per vederle. Esatto, The Book of Boba Fett la potevo vedere mentre lavoravo, ma Andor no. No, per esempio io non l'ho visto, per questo non sapevo sta cosa del Twi'lek, ma l'avevo letta in giro, perché ancora non ho avuto modo, quindi prima o poi ce la farò a recuperare tutto. Però per esempio, ecco, vedevo che nella chat nominavano Acolyte, soprattutto se avete cose da chiedere, io ribadisco, non abbiate vergogna. A me ha aiutato tanto Acolyte, perché comunque è qualcosa che viene precedentemente agli altri film, quindi non so tu, Vin, ma a me a livello anche perché io ragionavo siamo abituati a una certa estetica di Star Wars, anche a livello di tecnologia, abiti,
navi, quello che è. Sì, sì. Adesso siamo tot anni prima, quindi sì, siamo sempre nel futuro, eccetera, o comunque nello spazio, ok, però è comunque un'era precedente. Quindi il fatto che Ecolite fosse un po' vintage sotto questo punto di vista, sì, io l'ho non mi è apprezzato. dispiaciuto, mi è servito tanto a livello visivo mentre lavoravo, insomma. Sì, no, il Sì. fatto che comunque fosse una serie ambientata prima effettivamente era anche una cosa che di solito non si vede, quindi io l'ho apprezzata anche certe idee stilistiche, certe idee visive che hanno avuto. Poi purtroppo la serie è andata come è andata, però... Io sono fan, cioè a me è piaciuta molto, anche perché io, come ho detto allo Star Wars Day, a me piace Star Wars, ma non sono mega super fan, cioè non so tutto, non leggo tutte le novel, ecco, devo ancora recuperare serie TV, però a me è sempre piaciuta tanto l'estetica di Star Wars, tipo una roba che ho sempre amato, quindi i vestiti, i pianeti, le razze, tutte queste cose qua, e quindi è una roba che ho sempre stramato. E in Acolyte questa cosa è un po' changing, cioè hanno cambiato tante cose, hanno fatto vedere anche un lato nuovo, anche delle divise Jedi, per dire, insomma, hanno fatto vedere tante cose nuove. Per me Acolyte aveva del potenziale, mi spiace che l'abbiano interrotto così, perché effettivamente poteva andare avanti anche magari tramite una storia a fumetti o qualcosa. Esatto, può darsi pure che lo faranno, magari non lo so, perché è andata talmente male che non credo. No. Mi sembra di percepire quasi che vogliono distanziarsene il più possibile. Però io darei tempo al tempo, perché non mi sembra che in Lucasfilm buttino via niente di cose. Magari come per Anakin, che all'inizio volevano disintegrarlo e ora amatissimo, prima o poi anche Acolyte diventerà una cosa di culto. Cioè. Vi vorrei chiedere, andando un po' in chiusura, adesso appunto questo volume di Spaccio dalla zona di occlusione è un po' uno degli ultimi volumi o comunque delle ultime storie ad arrivare in questa fase 3 di Alta Repubblica, che almeno a livello di opere principali si è conclusa negli Stati Uniti, sono usciti gli ultimi romanzi, l'epilogo della storia fumetti di Cavan, quindi il progetto Alta Repubblica, per come è nato, per come è stato pensato, tra l'altro, piccola parentesi, se non li avete vi consiglio di recuperare gli artbook, i 2 Art of the High Republic, ci sono 2 volumi, adesso è appena uscito il secondo volume che raccoglie tutta la fase 2 e tutta la fase 3 ed è bellissimo proprio a livello di contenuti. Gli artbook di Star Wars sono meravigliosi. Sì, sì, sono bellissimi. E io la penso come la chat comunque che dicevano che magari potrebbe essere che virano su serie animate o comunque che l'Alta Repubblica meriterebbe qualcosa di più, tipo una serie animata. Io sono d'accordo. Assolutamente. E quello che vi volevo chiedere, appunto, un po' ricollegandoci a questo, adesso che Alta Repubblica diciamo che è finito come progetto, ma sappiamo che l'era storica è lì e ci si potrà attingere ancora. C'è qualcosa che vi piacerebbe disegnare in quest'epoca? Poi appunto so che almeno Vale, tu stai facendo le copertine di Bad Batch, Vin ha fatto Tales from the Nightlands. Dovendo tornare nell'epoca Alta Repubblica, c'è qualcosa che vi piacerebbe, magari anche legata a The Acolyte, ad esempio? A me personalmente, visto che in The Acolyte hanno presentato comunque una sorta di Sith diverso, e quindi comunque ci hanno presentato i cattivi, che poi io non mi piace chiamarli cattivi Sith, perché io amo i Sith, tra l'altro, perché faccio questo piccolo disclaimer, rispetto ai Jedi che mi sembrano tipo, non lo so, la chiesa, che ti dicono, devi fare così e cos'ha, e poi fanno quello che gli pare a loro, i Sith ti dicono, noi facciamo schifo, ecco qua. Tu fai schifo con noi, e tu dici bravi, ok, quindi io tipo li amo tantissimo. E poi c'hanno le spade rosse, voglio dire. E quindi praticamente secondo me anche nell'Alta Repubblica vedere uno scorcio di quel, cioè non vedere sicuramente, si è visto eccetera eccetera, disegnare personalmente uno scorcio di quel lato lì non mi dispiacerebbe, cioè dal lato dell'altra parte, non sempre dalla parte tra virgolette dei buoni, però mi piacerebbe disegnare qualcosa dall'altro lato, insomma, che vediamo un po' anche da parte loro come si è creato questo
questa opposizione, insomma, alla visione della forza dei Jedi, come la vivevano loro in quel periodo, perché comunque noi abbiamo questo, nei film, eccetera, abbiamo questo rimando ai Sith, eccetera, che sono tipo una roba tipo leggenda, e mi piacerebbe appunto vedere un prima dell'impero, insomma, quindi quello sarebbe divertente da disegnare. Ma io sottoscrivo, perché effettivamente quella sarebbe una figata allucinante, perché i Sith sono comunque... e poi sono fighi, cioè, scusatemi. Sono fighi, cioè, nel senso, non ci puoi fare nulla. Da disegnare sono troppo belli. Il fascino del lato ecco, facciamo un disclaimer, fatemi fare il design di un Sith e posso chiudere qua e via. Faccio anche una piccola parentesi, perché prima cercavo il braccialetto che mi avete portato voi appunto dalla cosa di Star Wars, che mi fece Alissa, che praticamente c'è scritto, non so se si legge, c'è scritto Luminous. Aspetta che ti metto grande. Ma non so se mette a fuoco perché c'è la luce. Vabbè, comunque, fidatevi, c'è scritto Luminous. Okay. E non so se quel giorno lì, perché già probabilmente l'hanno presentato come Alta Repubblica il progetto, andando a scavare del perché ci fosse scritto Luminous sul bracciale, che tra l'altro è bellissimo, ho scoperto che l'Alta Repubblica, quando fu annunciato a una delle cose, oddio mi sfugge il nome, come si chiamano le robe di Star Wars che hanno fatto a Londra? La Star Wars Celebration. Esatto, in una delle celebration, scusatemi l'ignoranza, mi sfuggiva proprio il nome, avevano presentato il progetto High Republic come Luminos, cioè era il progetto Luminos, poi dopo si è trasformato in High Republic, e quindi per era questo... il nome in codice. Penso che la prima menzione al Project Luminous fosse... Allora, l'Alta Repubblica è stata svelata come Alta Repubblica nel febbraio 2020, perché è stata proprio appena prima della pandemia, cioè anzi in realtà la settimana prima che iniziasse qui in Italia. E io me lo ricordo perché mi sono svegliato tipo alle 3 di notte per seguire adoro Twitter, perché c'era questa cosa e se ne stava iniziando a parlare nel 2019 come Project Luminous, e iniziavano appunto a fare questo teaser tipo qualche autore, ma non avevano detto niente, però poi di conseguenza tutti gli autori che hanno lavorato a Alta Repubblica sono sempre stati chiamati appunto Luminous, che riprende la citazione di Yoda da episodio 5 che dice Luminous beings we are, not discrete matter. Poi non so fare la voce di Yoda e ve la risparmio. Però in chat giustamente ci fanno notare, io l'avevo dimenticato, il Darth Ravi di Vincenzo. Esatto, volevo dire appunto quello, che io un Sith l'ho fatto. Io ho fatto Darth Ravi. Tutto tuo. E infatti vorrei... Che è un po' Doctor Strange Sith, tipo. No, infatti, quello che volevo dire è che vorrei fare più storie con Darth Ravi, cioè vorrei esplorare ancora di più il suo passato, perché si vede, cioè ti raccontano quello che lui è stato, che era comunque una storia grandissima, però non è che ne vedi più di tanto, te lo raccontano in quelle poche paginette. Io vorrei fare qualcosa di più con lui, vorrei vedere quello che lui effettivamente ha fatto. Bello, sì, sarebbe... Voglio altre storie su facciamo un altro appello alla Lucasfilm, facciamo il continuo. Poi inoltriamo la diretta a Cavan. Sì, Alice. Lo facciamo accadere, esatto. E quello però era stato scritto da Mann, George Mann. Da Mann, giusto? Sì. Non fa niente, diciamo ma poi Cavan e George Mann sono best friends forever loro, per cui... No, ma infatti è fatta, anche con ragazzi. George Mann mi sono trovato bene e adesso ho una nuova storia con lui, quindi bella. Dai. Ecco, a proposito di nuove storie, chiuderei chiedendovi quali sono i prossimi vostri progetti che verranno pubblicati, anche non di Star Wars. Appunto, di Star Wars so che c'è appunto Tales from the Nightlands che esce il mese prossimo. Altro?
Allora, io principalmente ora sto lavorando sulla nuova di Star Wars. Il mese prossimo esce sia Tales from the Nightlands, che è quello di cui parlavamo, sia una storia che ho fatto su Stranger Things, Bello, che è io gli voglio sempre tanto bene a Stranger Things. che è per Tales, sì, no, Tales, Tales from Hawkins, sì, sono sempre Tales, quindi Sì. è il numero 4, credo che esca il mese prossimo, perché io poi mi perdo le date, ogni tanto mi taggano, dico, ah, è uscito, È fantastico. uscito. Comunque sì, ci sono questi due, sono molto curioso di vedere comunque come verrà accolto lo Star Wars del mese prossimo, perché ho lavorato su personaggi che effettivamente, appunto, Darth Vader, Luke Skywalker, Leia, cioè personaggi storici che non credevo onestamente avrei avuto mai la possibilità di E disegnare. lì com'è quindi- stato l'approccio rispetto a quelli originali? Cioè, là sono stati più fiscali o è stato più tranquillo? No, come? No, a parte la strizzatura, dico, sono stati più fiscali loro o sono stati sempre Allora, in tranquilli? realtà no, mi aspettavo che sarebbero stati super fiscalissimi su questa roba, invece no, è andata tutto liscia. Mi hanno Male. chiesto delle modifiche veramente risibili, tipo, che ne so, no, nulla sui personaggi, erano proprio cose tipo magari il droide, farlo leggermente più spostato a destra, a sinistra, cioè cose così. Sì, sì, sì. Cioè, non... Ecco, il droide a me mi hanno fatto penare, tipo fallo più grande, fallo più piccolo, fallo io. no, su quelli sono un po' fiscalini, Solo però il a parte droide, perché quello... poi... Io ho capito che quello che a me mi salva è che avendo uno stile un po' strano, loro fanno passare un po' di cose, me le lasciano passare, perché dicono, Sì, perché lo filtri questo... attraverso lo stile Sì, tuo, questo personaggio forse non è proprio come però dovrebbe secondo me è anche essere. apertura mentale loro, perché a un periodo volevano le cose tipo magari proprio foto, capito, Sì. uguali, invece adesso sono più aperti ad avere degli stili di interpretazione, perché per esempio anche io ho lavorato su Stranger Things e io ho lo stile mio, io non ho fatto fotorealistici, li ho fatti come disegnerei io, e pensavo No, che mi no. avrebbero rotto le scatole magari somiglianze, che invece mi hanno sempre lasciato senza problemi. Credo anche a te, perché Stranger Things Sì, sono sì, beh, abbastanza nemmeno io sono tranquilli. fotorealistico assolutamente, quindi Infatti, quello ho detto. il fatto che comunque ce le lasciano passare perché anche loro effettivamente hanno un'apertura mentale tale da dire, ok, Sono felice appunto che sia girato il mondo in questo senso. Buon per noi, sì, insomma. e Quindi. poi il fatto che comunque anche il pubblico apprezza, mi sembra che Esatto. comunque sia molto buono. Beh, comunque secondo me anche svecchiare un po' il tipo di stile, perché un sacco di Assolutamente. ragazzi leggono fumetti e quindi se gli fai una roba fotorealistica i ragazzi si rompono le scatole. Sì. Sì, Poi considerando ovvio che che ci ormai i saranno ragazzi sempre leggono un quelli sacco di che manga, Esatto, non gli puoi esatto. proporre una cosa ovvio che ci saranno fedele. sempre i lettori che preferiscono lo stile più realistico e quindi queste Certo, cose non riusciranno a certo. digerirle Però e è mi bello che ci dispiace, sia però un mix, perché comunque ci sono anche un sacco di disegnatori di fumettisti realistici, molto realistici, che sono pazzeschi, e non è che appunto, ah no, il realistico fa schifo, assolutamente no, è bello quando non è tutto con lo stesso stile, non è tutto sintetizzato, non è tutto tutto un po' un misto, così almeno ognuno ha anche la propria interpretazione del personaggio in diversi stili, secondo me è figo sì, no, da poi vedere. quando anche li fanno in trade paperback e poi vedi tutti questi Esatto, stili diversi, tutti nello stesso libro, esatto. ed è bello, cioè nel senso, soprattutto le nostre due storie, che sono le migliori, che bello. Cioè, più belle del libro. Esatto, se le altre chi se ne frega, le nostre. No, che Sì. ride. Che poi ho E conosciuto anche niente, alcune poi altre queste che hanno due... lavorato a questo volume, quindi è stato carino. Pure a New York c'era uno dei ragazzi che ha disegnato il volume quello prima del mio, che tra l'altro è un ragazzo dolcissimo, quindi è stato bello anche incontrarsi come team, insomma. Ma è qui a fare la live? No, e allora? No. Ciao Paris, se non mi stai sentendo perché tanto sei americano, non mi capisci, però non fa niente. E tu invece, Vabbè, a Vale, me quali avete sono detto che ho fatto le copertine in Bad Batch che uscirà, mi pare, a gennaio o dicembre, una cosa del genere, il primo volume. Quindi non mi ricordo se a fine anno iniziano, mi sa più a dicembre. E, è la seconda serie, perché la prima è stata fatta, è Sì. finita, mi pare, intorno a maggio, una cosa del genere, maggio-giugno. E Dicembre ora esce, sì. ecco, è stato rinnovato per la seconda stagione, cosa che mi ha fatto molto piacere perché vuol dire che è piaciuta tanto, anche perché del Bad Batch
Si è detto tanto e ovviamente la loro storia è finita, lo sappiamo, però queste sono tutte serie spin-off che fanno delle altre avventure, insomma, che aggiungono o meno carne al fuoco, insomma, o dettagli. Però secondo me, se sei affezionato ai personaggi e ti propongono delle storie nuove e divertenti, non ti dispiace da leggere, insomma. E quindi mi ha fatto piacere che mi hanno chiamato per fare, perché sai, fare le copertine è anche un po' una responsabilità, perché comunque è la cosa che vedi in libreria, è la cosa che vedi in fumetteria che ti spinge anche un po' a comprare fumetti. Io certe volte ho comprato fumetti perché amavo la copertina, dell'interno non me ne fregava manco niente certe volte, quindi essere rinnovati per il secondo anno mi ha fatto molto piacere, quindi sto finendo le ultime copertine e la cosa principale che sto facendo ormai da 2 anni e mezzo è lavorare a Buy a Thread, che è uscito l'anno scorso a dicembre, il primo volume, che ce l'ho qua, che è la mia prima serie originale che ho fatto, questa pure è stata pubblicata da Dark Horse, che spero arrivi in Italia prima o poi, che è stata co-creata con Scott Snyder e suo figlio Jack. E quindi è stato interessante e comunque anche un po' uno sbattone fare una serie dal niente, perché quando spiego magari a chi non è avvezzo in chat, quando fai una serie originale non è come magari lavorare su Star Wars, che hai determinate reference, hai qualcuno che ti guida. Una serie originale inventi tutto tu, qualsiasi cosa, dallo spillo della sedia su cui si siede un personaggio al gabbiano che passa in fondo, devi fare tutto tu. Quindi è stata una bella sfida, però ormai appunto sono quasi 3 anni che ci lavoro e tra studi, tavole e quant'altro ormai è il mondo mio. Stiamo lavorando alla seconda serie, è appena uscito in America il secondo volume della seconda serie e io sto andando avanti che la sto finendo, insomma. Nel frattempo... Che soddisfazione poi anche. Sì, cioè, personalmente è stata una sfida con la mia persona, perché ho detto chissà se ce la faccio a fare una cosa del genere, però speriamo insomma che la riesco a portare anche in Italia, perché mi piacerebbe che i lettori di qui la conoscessero, mi farebbe molto piacere. Alla fine sono in Italia, io sono una persona italiana, quindi mi farebbe piacere portarla. Sì, assolutamente. Però comunque, nel senso, il nome di Scott Snyder è famoso ed apprezzato e Sì, solo che ora lui, essendo tornato su Batman, ovviamente il focus è concentrato più su quello, perché poi ha fatto dei record della Madonna con Absolute quando è uscito adesso. Tra l'altro ora è anche direttore artistico proprio della DC praticamente, quindi è abbastanza, diciamo, sotto i riflettori per quel discorso lì. Diciamo che le serie originali sono abbastanza particolari, perché comunque non avendo un fandom dietro devi un po' fidarti dell'autore, quindi appunto Scott, essendo conosciuto, anche se qua ha collaborato col figlio, magari ecco gli dai fiducia e quant'altro, però magari chi non conosce me, ok, deve anche piacerti il mio stile, il mio modo di narrare una storia, quindi spero che possa essere interessante. Se vi piace il post-apocalittico io ve lo consiglio, perché è mio figlio, quindi se ci volete dare una letta mi fa piacere. E chiuderei con questa richiesta di José Manuel, che dice che vorrebbe vedere un Omega disegnata da te. Può darsi che, dai, magari me la segno, potrebbe essere un'idea di, come si dice, uno spunto per una volta, tipo di disegno, ci sta. Va bene, anche ragazzi. Perché non me l'hanno fatta mai mettere con i Bad Batch, quindi... Non te l'hanno... ci hai provato e non te l'hanno fatto mettere? Non c'è mai con loro nella storia, non so se è prima, dopo, non ho idea. Allora sarà perché sarà ambientata prima che la prima può che darsi. Io li volevo disegnare anche senza casco, non me l'hanno fatto fare. Io me lo fate fare senza casco? No, e io ho detto vabbè. Quindi... Però potrebbe essere un'idea per disegnarla per i cavoli miei, quindi grazie del suggerimento. Ci sta. Va bene, Vale, grazie mille ancora di essere stati miei ospiti, nostri ospiti per questa serata. Abbiamo parlato, appunto, lo ricordo ancora, di Dispaccio alla zona di occlusione, pubblicato come sempre evidentemente da Panini Comics, volume cartonato, è uscito a luglio, il prezzo è di 18 €, lo trovate in fumetteria, in libreria, online, dove volete essenzialmente. Quindi recuperatelo, perché
c'è tanto anche del nostro paese in questo volume. Ci sono le foglie di Vincenzo importanti. Ci sono le foglie Esatto. La quest è con contare le titolo foglie. lunghissimo, quindi anche solo leggere il titolo È finito. vi tira tanto Vale tempo, quindi vi sembra ancora più corposo. Esatto, Comunque, quindi grazie mille a chi è dalla venuto zona. ad ascoltarci e soprattutto grazie a te Giorgio per l'accoglienza e la disponibilità. Bene, Grazie mille e io auguro a tutti una buona notte e delle buone letture, direi. Ciao Leggete ragazzi, fumetti, grazie. buonanotte. Ciao. Ciao. Buonanotte.